Buongiorno, oggi è sabato 7 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:18. La luna si leva alle 16:59 e cala alle 2:57. Oggi si celebra San Roberto. Il nome Roberto deriva dal provenzale e significa splendente di gloria. Il 7 giugno si celebra la Giornata mondiale della sicurezza alimentare, voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un insieme di norme, linee guida e codici di condotta adottati dalla Commissione del Codex Alimentarius, la cui missione dal 1963 è stata quella di proteggere la salute dei consumatori di tutto il mondo e garantire pratiche eque nel commercio alimentare internazionale. Sono 85 le candeline per il cantante inglese Sir Thomas Jones Woodward, meglio noto come Tom Jones. A suon di hits e dischi venduti, più di 100 milioni in oltre mezzo secolo di carriera, si è guadagnato nel 1989 una stella sulla mitica Hollywood Walk of Fame. Il suo brano più popolare è Sex Bomb. Festeggia 89 anni il nostro sicilianissimo Pippo Baudo, il re dei presentatori. Considerato un monumento della TV italiana, è passato dal successo di 7 voci alle 13 edizioni di Domenica In, da programmi cult come Luna Park e Fantastico al Festival di Sanremo. È stato il papà artistico di tanti personaggi nel mondo della musica e della TV, da qui la sua celebre frase «Questo l'ho inventato io». Infine compie oggi 50 anni l'attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense Charlize Theron. Ricordata per diversi film in cui ha recitato, tra cui L'Avvocato del Diavolo, Fast and Furious 8 e Monster, per cui ha ricevuto l'Oscar ed il plauso della critica per la sua interpretazione della serial killer Aileen Wuornos. È inoltre sostenitrice e membro di varie organizzazioni per i diritti delle donne. È la nazione più piccola del mondo, custode da oltre 2 millenni della cristianità. Il 7 giugno del 1929, con l'entrata in vigore dei Patti Lateranensi, nasceva lo Stato della Città del Vaticano. Il giorno dopo Papa Pio XI ne diventava sovrano assoluto. Lo sapevate che il suono si può propagare solo in un mezzo materiale e non nel vuoto? Immaginiamo una molla, nella quale spostiamo rapidamente un'estremità. Vedremo che ci saranno parti in cui la molla avrà gli anelli più stretti ed altre in cui saranno più larghi. Proprio grazie a queste rarefazioni e compressioni nell'aria, l'onda longitudinale sonora arriverà al nostro orecchio e verrà rivelata dal nostro timpano. Buon weekend ai 12, inizia questo weekend all'insegna della passionalità della Luna in Scorpione, peraltro che si collega a molti altri pianeti. Cosa succede nello zodiaco? Vediamolo insieme. Ariete, weekend è decisamente più libero e spensierato ora che la Luna ha dismesso l'opposizione e che adesso potete godervi questa nuova realtà. Peraltro oggi è il giorno in cui vi abbandona Venere. Toro, splendido sabato e splendido inizio weekend per voi Toro, proprio perché Venere è entrata nel vostro segno zodiacale. Il vostro pianeta torna a farvi visite, promettendovi amore, dolcezza, distensione e serenità e anche un po' di fortuna. Gemelli, la vostra giornata oggi è una giornata bella per quello che riguarda i movimenti e gli accordi che avete preso con gli amici e con la famiglia per festeggiare un po'. Alcuni di voi si sentivano un po' troppo ostacolati dagli impegni, oggi volete dare lo stacco giusto. Sarà una giornata molto complicata da organizzare, ma sicuramente ne varrà la pena. Cancro, la Luna entra in Trigono e in Scorpione, anche Giove sembra essere molto all'unisono con lei. Questo trigono largo che si forma oggi vi porterà una grande fortuna e vi farà riabbracciare gli affetti più cari.
Leone, giornata oggi che prevede l'inizio della luna in quadratura, quindi l'umore in questo weekend non sarà dei migliori, proprio perché forse siete stanchi o forse le mondanità degli ultimi giorni vi hanno un po' stancato, sentite il bisogno di ritirarvi e di essere un pochino più attenti alla famiglia. Vergine, una giornata oggi bellissima proprio perché la luna diventa comunicativa, è una luna che vuole farvi distogliere i pensieri dalle quadrature di Mercurio e di Sole. Giove comincia a essere amico e quindi ancora una volta buone notizie all'orizzonte, alcuni di voi partiranno. Bilancia, la luna vi abbandona oggi, passa in Scorpione dove vi dà una lucida visione delle cose, tra l'altro sulla base di un discorso chiarificatore oggi avrete una nuova visione delle cose più limpida e più lineare. Scorpione, giornata in cui siete assolutamente protagonisti con questa luna intensa, bella, passionale e soprattutto con un pizzichino d'aiuto anche dal pianeta Giove. Plutone è già dalla vostra parte, cosa desiderare di più? Sagittario, la giornata oggi prevede una promessa, la promessa che Giove è all'ultimo grado dell'opposizione in Gemelli, quindi il vostro pianeta finalmente tra poco smetterà di opporsi a voi, vi sentite più distesi e poco vi importa del Sole e di Mercurio in opposizione, tra qualche giorno vedrete che tutto si sistemerà. Capricorno, una giornata oggi molto misteriosa e affascinante, stanchi dei pensieri che vi hanno fatto rovellare tutta la settimana, oggi vi dedicherete assolutamente all'amore, alle passioni, alle uscite e anche a qualcosa di folle, ogni tanto è lecito. Acquario, luna inizia a quadrare ai vostri gradi, danno un po' di fastidio alla creatività di Plutone che vi fa desiderare di esigere un po' di semplicità e anche a volte un po' di silenzio. E beh, è un periodo in cui sono successe tante cose belle, ma questo weekend sentite il bisogno di riposare perché siete molto stressati. Pesci, la giornata di oggi prevede il ritorno di una Venere amica, una luna comunicativa assolutamente in trigono. Venere intanto si sposta in Toro e siete assolutamente felicissimi di questo ritrovato feeling affettivo con il partner. Aveva riacceso la passione per il ciclismo ed era entrato nel cuore di tutti gli italiani. Era il 7 giugno del 1998 e Marco Pantani, uno dei ciclisti più forti della storia, vinceva l'81esimo Giro d'Italia. Un momento di gloria in una vita bruciata a soli 34 anni, in circostanze ancora misteriose. Oggi vi portiamo nella savana con un modo di dire. A leopard can't change its spots. In italiano suona come un leopardo non può cambiare le sue macchie. Ebbene, questo modo di dire ci suggerisce che le persone non cambiano facilmente o che non possono modificare la loro vera essenza. È come il nostro simpatico detto: il lupo perde il pelo ma non il vizio. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Paul Gauguin, il pittore che ha scosso il mondo dell'arte. Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma improvvisamente il destino ha cambiato le carte in tavola. La borsa di Parigi crolla e la vita di Gauguin va in pezzi. Lavoro perso, difficoltà economiche e la lotta per far emergere le sue opere nell'oceano dell'arte parigina. Ma la sua vita prende una svolta ancora più drammatica quando incontra Vincent van Gogh. Vincent si taglia l'orecchio e Paul viene internato in un manicomio. Deciso a trovare l'autenticità e l'ispirazione, si trasferisce in una terra esotica, Tahiti, dove si circonda delle giovani ragazze maori. Le sue opere provocatorie scatenano l'indignazione del vescovo, che le distrugge senza pietà. Gauguin finisce in una tomba anonima, ma il suo spirito e la sua arte ribelle lo rendono indimenticabile. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non ti arrendere mai, di solito è l'ultima chiave del mazzo, quella che apre la porta.
Speriamo chiaramente di non dover stare a provare tutte le chiavi anche per chiuderla questa porta per uscire di casa ed iniziare al meglio la giornata. Noi come sempre ci rivediamo domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.